Oggi è venerdì 21 giugno 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque, ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 21 giugno 1948. Al Waldorf Astoria Hotel di New York, la Columbia Records annuncia un nuovo strumento per riprodurre la musica. È un disco in vinile chiamato Long Playing, LP in sigla, lunga durata, perché può contenere fino a 25-30 minuti di musica per ognuna delle due facciate. Girando a soli 33 giri al minuto, sostituisce in breve tempo il vecchio disco a 78 giri, inventato nel 1894, che ha una durata di registrazione minore. Ci aveva già provato nel 1931 la RCA Victor con un LP contenente la Quinta Sinfonia di Ludwig van Beethoven, ma senza successo. Il nuovo LP sfrutta l'introduzione nella produzione industriale del PVC, il polivinilcloruro, un polimero estremamente flessibile e modellabile, tanto che permette anche di ridurre lo spessore dei solchi lungo i quali dall'esterno all'interno del disco scorre la puntina che trasforma in suoni gli impulsi elettrici. Per questo il 33 giri viene anche chiamato microsolco. Una settimana dopo la presentazione, la Columbia Records distribuisce nei negozi il primo LP, il concerto per violino in Mi minore di Felix Mendelssohn. Meno di un anno dopo, la RCA lancia il primo disco con un singolo brano per ogni lato, a 45 giri, ovvero la differenza fra i vecchi 78 e i nuovi 33. Alla fine degli anni 70 sono quasi 1 miliardo i dischi venduti. Nel giro di un decennio però l'introduzione del CD porta il digitale a soppiantare il vinile. Ma non per tutti. Nel 2017 sono stati acquistati quasi 8 milioni di dischi. Un fascino vintage che continua a fare il giro del mondo. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.